Stasera io e Paolo vogliamo mangiare il baccalà mantecato, una tipica ricetta veneziana. Per preparare il baccalà mantecato è necessario avere appunto il baccalà. Io ne ho già comprato mezzo chilo. È un baccalà che è già stato immerso nell'acqua per un po' di tempo, però devo metterlo ancora un po' in acqua fredda, ancora qualche ora. E quindi l'ho comprato, l'ho portato a casa e l'ho immerso in acqua fredda. Il baccalà si chiama così in queste zone. Ci sono altre zone invece dove viene chiamato stoccafisso e devo dire che c'è un po' di confusione tra l'uno e l'altro. Lo stoccafisso è il merluzzo che viene essiccato all'aria gelida in Nord Europa. In Nord Europa c'è un'aria gelida e anche molto secca, cosa che invece nei climi più a sud non si ha. Ecco perché, mentre nel nord è possibile avere lo stoccafisso, a latitudine più a sud abbiamo invece il baccalà, cioè il merluzzo messo sotto sale e poi a essiccare al sole. La sostanza non deve essere molto diversa, tanto è vero appunto che regna questa notevole confusione, però si tratta appunto di due procedimenti diversi. Ecco, io adesso ho il baccalà immerso nell'acqua, lo lascio lì e riprenderò la preparazione del baccalà mantecato domani sera insieme a Paolo e vedremo insieme come si fa. Bene, è arrivato il momento di preparare il baccalà mantecato. Questo è il pezzo di baccalà che ieri ho messo in acqua, adesso ho tolto l'acqua e cominciamo a prepararlo. Paolo, il mio cuoco preferito, prende il baccalà e lo incide per aprirlo. Adesso il lavoro che bisogna fare è quello di togliere la pelle e le spine. Quindi bisogna lavorare con un po' di pazienza e tirare via la carne. Ecco, adesso Paolo tira via i pezzi di baccalà. Mia madre dice che nella ricetta tradizionale del baccalà alla vicentina la pelle viene lasciata, però a me la pelle non piace e soprattutto nel baccalà mantecato non ci va assolutamente. Ecco, Paolo continua a togliere la carne dal baccalà. Bene, lo lascio lavorare. Ecco, Paolo ha tolto tutta la carne dalla pelle e ha tolto anche le spine. Per fortuna il baccalà non ha molte spine, sono concentrate soprattutto nella parte centrale del pesce. Ecco, adesso Paolo inizia a sminuzzare la carne e a metterla nella pentola. In questo modo il baccalà cuoce più velocemente e inoltre assume così la consistenza necessaria per essere poi sbattuto e diventare il baccalà mantecato. Ecco, questo è il baccalà che Paolo ha sminuzzato. Adesso lo ricopriamo con acqua fredda.
Ok, così ancora un po' d'acqua, deve essere tutto coperto di acqua fredda. E poi mettiamo un po' di sale grosso. Accendiamo il fuoco e portiamo a ebollizione. Quando l'acqua comincia a bollire, bisogna spegnere e lasciare riposare per 20 minuti. Abbiamo fatto bollire l'acqua e non appena ha cominciato a bollire abbiamo spento il fuoco. Poi abbiamo lasciato riposare il baccalà per 20 minuti. Adesso è arrivato il momento di scolarlo. Ecco, scoliamo il baccalà. Adesso dobbiamo cominciare a montarlo con una frusta dentro una ciotola dove abbiamo messo 2 spicchi d'aglio tagliati a metà. Ecco, Paolo sta sbattendo il baccalà con la frusta, mentre io verso un filo d'olio. È un lavoro difficile, delicato, bisogna avere la pazienza di sbattere di sbattere con energia il baccalà mentre scende il filo d'olio. Paolo ha battuto energicamente con la frusta il baccalà, aggiungendo un filo d'olio continuamente. Adesso per terminare sta mescolando il baccalà, che ormai è montato ed è sminuzzato, lo sta girando per terminare con il cucchiaio di legno. Abbiamo aggiunto un bel po' di olio per ottenerlo così. E abbiamo aggiunto anche un po' di sale. Nella ricetta veneziana spesso viene aggiunto anche del latte oppure della panna e questo dà il caratteristico colore bianco che di solito è il colore che contraddistingue il baccalà mantecato. La ricetta tradizionale però non prevede il latte o la panna. Paolo, per terminare, ha aggiunto anche un po' di pepe nero, che serve ovviamente per insaporire. Proviamo a fare un assaggio, Paolo? Sentiamo un po' com'è. Molto buono. Una delizia. Io l'adoro. Allora, buon appetito!